L'Istituto di Erna di Palma di Montechiaro, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, ha formato i ragazzi su questo tema e ha organizzato diverse iniziative che li vedranno protagonisti. I ragazzi con molto entusiasmo, con sensibilità soprattutto alla tematica sul femminicidio, sotto la guida dei loro insegnanti hanno realizzato varie attività. Hanno realizzato dei video significativi, hanno anche scelto delle poesie simboliche anche in lingua francese e in lingua inglese. Un'alunna ha scelto anche di interpretare il monologo dell'attrice Paola Cortellesi, adeguandolo anche all'ambiente in cui si cresce, in cui ci si forma. Hanno realizzato vari disegni significativi che sono stati appunto messi in mostra, quindi appesi nell'istituto. Ci saranno anche momenti musicali e un balletto simbolico che tratta appunto la tematica del femminicidio. If somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times, so I use my... Non solo formazione didattica dunque, ma anche formazione della persona umana, del cittadino di domani. Sì, è necessario, la scuola appunto è il luogo per eccellenza della formazione e dell'educazione del cittadino del futuro, ed è per questo che qui a scuola bisogna creare una nuova mentalità, una nuova cultura, proprio libera dai pregiudizi, libera dagli stereotipi, dove la figura della donna debba venire rispettata e valorizzata per porre fine a questo odio, ecco, nei confronti della donna stessa. All my tears be used, oh, oh. Ci racconti il dietro le quinte di questa giornata, che lavoro c'è dietro questa organizzazione? Allora, noi come personale ATA, che siamo collaboratori scolastici e tecnici, ci siamo attivati per far sì che questa manifestazione possa risultare al meglio. In parte, ad esempio, tecnici si sono attivati per quanto riguarda la parte video, tra cose live, di video e tutt'altro, mentre noi collaboratori scolastici ci siamo attivati per la cartellonistica, per aiutare, per mettere, appendere tutto, per far sì che tutto risulta al meglio. Anche per quanto riguarda le pulizie abbiamo messo a lucido tutta la scuola, e in più i ragazzi hanno collaborato tantissimo con noi, con i docenti, e in sostanza tutta la scuola si è adoperata per questa manifestazione. Nella speranza che questi fatti che sembrano ormai all'ordine del giorno non succedano mai più.